Buon pomeriggio dal comunale di Porto diretta su streamingsport.it. Buona giornata da parte di Mirko Villanova e in cabina di regia abbiamo il collega Vincenzo Russo. Buona giornata, vi dicevo, per seguire il campionato di eccellenza Girone B. Siamo alla 27esima giornata del 24 marzo, per l'appunto. Si gioca in una splendida giornata, quantomeno di sole, e anche le condizioni climatiche sono veramente buone. Si gioca una gara importante per quanto concerne sia il Porto Mansuè sia il San Donà di Piave, e quindi vedremo, insomma, ci auguriamo una bella gara che tra poco dovrebbe iniziare agli ordini del signor Mattia Marana della sezione di Padova, coadiuvato dal primo assistente Luca Bergamin della sezione di Castelfranco Veneto e dal secondo assistente Stefano Loranzin, sempre della sezione di Castelfranco Veneto. C'è già un risultato di questa giornata odierna, e cioè quello che ha visto il Vittorio Falmec vincere giovedì sera in casa al Barison contro la Liventina Opitergina per 2-1, quindi un punto in più nella classifica sommata per quanto riguarda Vittorio, mentre Liventina rimane a quota 37. Il Vittorio Veneto, salito a 40, ha agganciato il Borgorico Campetra sempre a 40 punti. A 44 punti troviamo Porto Mansuè e Conegliano, a 45 il Calvino Ale, a 47 il San Donà che vediamo quest'oggi qui a Mansuè, e poi in testa c'è la Godigese che ha approfittato del pareggio raccolto in casa dell'Eclisse Careni Pievegina in serata nel turno infrasettimanale mercoledì, portandosi in solitaria al comando, staccando appunto il San Donà di una lunghezza. Partita importante quindi per il San Donà, perché cercherà il tutto per tutto anche oggi per rimanere agganciato nelle zone altissime della classifica. Un San Donà che attende anche il risultato della formazione di Mauro Conte, ovvero la Godigese, che sarà impegnata nella trasferta difficile bellunese contro il Cavarzano Belluno. Quindi bisogna stare attenti, anche perché la formazione del Cavarzano ha bisogno di punti per cercare di togliersi da quella situazione dove la vediamo al terzultimo posto in classifica con 27 punti, davanti soltanto al Favaro con 21 punti e al Caorle con 16 punti. Le formazioni di oggi: allora cominciamo dal San Donà, che manda in campo questo 11 con Noè, Di Sopra, Pasian, Granzotto, Fortunato, Abchka, Soncin, Scroccaro, Berardi, De Stefani e Crivaro. È un Crivaro tra l'altro in splendida forma in questo periodo, perché ha trascinato il San Donà. È un giocatore che può sicuramente ancora dare qualche cosa in più per quanto riguarda la squadra di Bisiol, ed è sicuramente da tenere d'occhio per quanto riguarda gli uomini di Della Bella. Allora, Bisiol è il tecnico per quanto riguarda la formazione del San Donà, e Bisiol porta con sé in panchina Moro, Sant'Arcieri Crescente, Donadello, Brichese, Bisiol Achille, Mazzon e Angi Alessandro. Una panchina più o meno dal 2002, tranne il 2000 Donadello, e poi tutti i 2005, 2006, 2004 e 2006. Risponde il Porto Mansuè con questa formazione. È un Porto Mansuè che deve fare a meno oggi di Fin e di Dalla Vedova, che sono squalificati, mentre si rivede in panchina perlomeno Nicoletti, reduce da quell'infortunio che poteva costargli veramente caro e che fortunatamente è andato tutto bene, recuperato almeno parzialmente. Va in panchina quest'oggi, se la situazione lo permetterà, ci dicevano i dirigenti e anche il tecnico, potrebbe anche ritornare in campo per una decina di minuti. Staremo a vedere quello che succederà comunque sul rettangolo di gioco. Vi dicevo, Porto Mansuè con questo 11: Manente, Pavarini, Granati. Cecchele fa il suo esordio, Matteo Cecchele, classe 2002, fa il suo esordio per quanto riguarda la formazione di Stefano Della Bella. Pramparo, Kostadinovic, Agostini, Barra, Alcantara, Grandin e Bonaldi. In panchina con Stefano Della Bella troviamo Pizzolato, Migotto, Colombera, Nicoletti, eccolo qui,
Salvador, Cosmo, Filippini, Cesca e Tomasella Claudio. Gli applausi che avete sentito sono per le due squadre che si sono schierate in centrocampo con agli ordini del signor Mattia Marana della sezione di Padova. Vi dicevo, è tutto pronto per iniziare, ci sono gli ultras del San Donà a cui ormai siamo abituati a vedere sui vari campi dove appunto gioca il San Donà, seguitissimo dai suoi tifosi. Bene, allora tutto è pronto, vi dicevo, stretta di mano anche tra gli arbitri, tra l'arbitro e il guardialinee che vanno a controllare adesso le due aree di rigore e le porte, e poi si potrà partire con questa partita, questa gara che ci auguriamo sia una bella partita sotto il profilo del gioco. San Donà ci ha abituato, ormai non è la prima volta che lo seguiamo attraverso il nostro streamingsport.it e molte volte siamo rimasti colpiti dalla fisionomia di gioco del San Donà di Piave, che è riuscito e sta riuscendo. Forse adesso c'è pensavo che Fortunato avesse chiamato a sé tutti i giocatori per stringersi intorno, invece c'è già pronto l'arbitro a dare il fischio d'inizio. Tutto è ok per quanto riguarda le due formazioni che sono pronte a giocare. Sì, un 4-3-1-2, almeno così sulla carta e sul campo per il momento. Poi però con il gioco di Fortunato è destinato un po' a cambiare un po' tutto il centrocampo della formazione del San Donà. È il San Donà che manovra la prima palla di gioco, viene bloccato subito da un'azione difensiva della formazione di casa che rispedisce in avanti, ma Abčka si fa sentire immediatamente con il colpo di testa a spezzare la trama di gioco. Viene in avanti ancora il San Donà, c'è il primo fallo, sì, c'è il primo fallo che l'arbitro, il signor Marana, fischia e concede alla formazione biancoceleste, maglia biancoceleste classica per quanto riguarda il San Donà, maglia tutta nera per quanto riguarda la formazione. Attenzione, un tiro provato da Fortunato, ha provato da una 38-35 metri più o meno, ha visto il portiere che era un pochino fuori dai pali, ha provato a beffarlo, ci stava quasi riuscendo. Viene in avanti ancora, o cerca di portare avanti il pallone la formazione di casa, viene bloccata la ripartenza dal basso e allora potrà rigiocare con le mani, con questa rimessa in gioco, la formazione di Stefano Della Bella, che va a pescare Barra, che cercava di spizzare all'indirizzo del giocatore sempre sulla sua fascia di competenza. Pallone ancora gettato in avanti per trovare Alcantara, anticipato di testa sempre da Abčka, che ha cominciato bene la partita. Due splendidi interventi di testa a spezzare la trama e a spezzare il gioco dei padroni di casa, e allora in avanti ancora la formazione di casa con Alcantara che fa rigiocare, ma palla sprecata, buttata via. Allora si ritorna indietro, si va dal numero 1 Enrico Noè, portiere classe 94 di grande esperienza, viene a giocare ancora. L'anticipo netto da parte del San Donà, che manovra sulla fascia destra di competenza, poi si allunga il pallone, lo perde e allora può ripartire la formazione di casa, che vede con Grandin il tentativo di muovere i suoi, non ci riesce per il momento, è costretta a ritornare indietro la formazione di casa con questa palla. Un rischio in orizzontale, prova a giocarla Grandin, si arrabbia Stefano Della Bella dalla panchina, un urlaccio ad indirizzo dei suoi, perché attenzione con questa palla gettata magnificamente all'interno dell'area di rigore. Il colpo di testa altrettanto buono di un difensore della formazione di Bisiol, che mette in calcio d'angolo, e c'è il primo calcio d'angolo della partita che lo batte Grandin per quanto riguarda la formazione di casa. Enrico Grandin, classe 91, primo calcio d'angolo per la composizione, per la compagine di casa, tutti raggruppati, un groviglio di uomini. Rimangono fuori soltanto due giocatori, tre per la precisione della formazione di casa. Nulla di fatto sul primo palo, è ancora un rinvio facile da parte dei difensori del San Donà.
Con le mani ancora si gioca con Granati che cerca di andarsene, nulla di fatto, viene bloccato e allora può ripartire la formazione di Bisiol. Buono questo pallone che fa viaggiare, esce molto bene Manente che mette fuori il pallone e allora ancora Fortunato a metà campo, poi la palla viene persa dal numero 7 Soncin che ha perduto palla a centrocampo, il rilancio lungo in avanti per cercare Bonaldi, nulla di fatto, Bonaldi che ha difficoltà a prendersi questa palla perché viene anticipato dal suo diretto avversario Pasian che cede il pallone ad Enrico Noè. Fortunato si fa vedere subito, viene a prendersi palla e poi ritorna su Noè che allora sventaglia sulla fascia destra del campo, non riesce a metterla a terra di sopra, anzi era Pasian che mette a terra questo pallone, poi ancora fuori con Abčka che allontana la minaccia. 4 minuti di gioco qui al comunale di Mansuè tra Porto Mansuè e San Donà, il risultato è ancora naturalmente fermo sullo 0-0, fase di studio delle due formazioni, mette dentro questo pallone, lo gioca Agostini, si gira bene, forse c'era il tocco di mano di un giocatore, però l'arbitro ha giudicato un po' troppo vicino lo scontro e le mani dobbiamo essere sinceri, non è che, però vedo che adesso c'è stato anche il 5 tra un giocatore del San Donà e l'arbitro, mi pare di Soncin, sì, Soncin che è andato probabilmente a chiedere scusa per le proteste fatte. Effettivamente a noi da qua ci sembrava che il braccio, le mani fossero larghe rispetto al corpo, però l'arbitro era anche più vicino, sicuramente più vicino di noi, e ha giudicato invece che il rigore non ci stava e non c'è stato. Con il numero 10 Grandin cerca di velocizzare il ritmo della partita, due i giocatori sulla palla sono Pramparo e Grandin, è proprio Pramparo che alza il braccio destro per chiamare lo schema. 5 uomini per quanto riguarda la formazione di casa, Pramparo la mette dentro, c'è l'anticipo poi con il colpo di testa, forse c'è il fallo, no. C'è ancora un calcio d'angolo ed è il secondo dalla stessa bandierina, è il secondo calcio d'angolo per la formazione di casa che è partita con il piede sull'acceleratore, ha voluto andare a provare a stringere, a provare a chiudere nella sua difesa la formazione del San Donà di Piave. E allora vediamo con Grandin ancora, seconda battuta, alza il braccio anche lui, chiama lo schema, stessa cosa e stessa situazione di prima, questa volta la palla è lunga sul secondo palo, però arrivano ancora i difensori della formazione del San Donà e allora Barra che mette dentro questo pallone. Il tentativo di tiro è andato a botta sicura, Cecchele, esordiente, vi ricordo, per la prima volta quest'anno in campo Cecchele per il Porto Mansuè, è un classe 2002, c'è il suo esordio, quindi con i giovani. Lo sappiamo che Stefano Della Bella guarda con occhi sempre attenti il settore giovanile delle formazioni in cui ha militato e in cui ha allenato, e lo sta facendo anche qui a Porto Mansuè. Perde palla il San Donà nel tentativo di ripartenza, quindi buona l'approccio alla gara per la formazione di casa che riprova a buttare in avanti su Alcantara il petto di stop, lo stop di petto meglio dire, che non riesce assolutamente. Allora la ripartenza, Crivaro, attenzione perché è andato a prendersi questa palla, stava anche combinando un guaio grosso per i difensori, per la coppia centrale della formazione di casa, e attenzione perché, come vi dicevo, la ripartenza del San Donà è devastante in certe occasioni, soprattutto poi sui piedi di Crivaro che come vi dicevo in apertura di collegamento sta attraversando un ottimo momento di forma, quindi devono stare attenti i difensori del Porto Mansuè. Con le mani pronto alla rimessa in gioco con Barra dalla parte opposta, scodella dentro, palla che viene messa fuori da Fortunato. Dalla parte opposta c'è Kostadinovic pronto a far la guardia, e allora ancora palla che viene gettata nella mischia
palla che Abčka chiede a Noè di uscire, non si capiscono i due, palla che riesce in qualche maniera, no, però il Sandonà poi la perde. C'è stata un'incomprensione tra Abčka e Noè, perché Abčka aveva chiesto sicuramente a Noè di uscire a prendersi questa palla, non l'ha fatto e qualche difficoltà è stata creata, concedendo una rimessa in gioco con le mani alla formazione del Portomonsuè. Sì, c'è il fuorigioco perché c'era il colpo di testa di ritorno al giocatore del Portomonsuè che era al di là di tutta la linea difensiva del Sandonà. Si riprende a giocare sullo 0-0 qui al comunale di Mansuè, con Enrico Noè pronto al rinvio, il portiere del Sandonà. È un Sandonà che si ritrova schiacciato in questi primi minuti di gioco. Il Porto ha iniziato bene la sua gara, però vi dicevo attenzione alle ripartenze del Sandonà. Può giocare ancora il Sandonà, lo fa ripartendo da Tergo, da dietro, perché non ci sono spazi, non ci sono buchi, e allora lo chiede a Pasian di impostare, poi tutto dalla parte opposta. Pasian ancora per trovare il numero 7 Soncin, che si appoggia su Pasian, ancora lo mette dentro, molto buono, attenzione, c'era anche in questo caso penso che di sopra abbia chiamato palla a Crivaro, e Crivaro l'ha lasciata perché aveva sentito forse la chiamata appunto di Pasian. È buono il colpo di testa di Abčka, che ha iniziato veramente alla grande i suoi duelli in aria. Attenzione, c'era forse il fallo, l'arbitro lo lascia giocare con Alcantara va a concentrarsi, il pallone poi arriva in mezzo all'area, nessun problema per Noè che lo fa suo, la mette a terra ed è pronto il rinvio ancora su Crivaro. Vedete come si pesca il giocatore, il numero 11 del Sandonà, che veramente è una spina nel fianco per i difensori. E allora ancora la formazione di casa va a riprendersi palla, il rinvio è sbagliato. C'è altrettanto lo sbaglio, poi l'ha toccata adesso un giocatore, vediamo, sì, dà il calcio d'angolo, nonostante ci fosse forse il fallo di Crivaro che aveva spinto alle spalle il giocatore, però l'arbitro non è del mio avviso e dà il calcio d'angolo. È il primo per la formazione del Sandonà e viene alla battuta naturalmente Fortunato. Mette palla. Vi daremo anche gli altri risultati. Intanto il Lia Piave sta vincendo 1-0 con lo Spinea. Ecco Fortunato che mette palla sul primo palo, un pericolo, una spizzata di un giocatore sul primo palo. Arriva Abčka da dietro e la palla non riesce, l'arbitro ha visto ancora qualcosa, c'è il calcio d'angolo, è il secondo calcio d'angolo per la formazione ospite del Sandonà. E allora spizzata con molta probabilità del numero 9 Berardi, e poi Abčka non è riuscito in scivolata a raggiungere il pallone per il tap-in facile. Attenzione al rischio ancora con la seconda battuta dalla bandierina di Fortunato, ancora primo palo, palla che viene toccata e c'è ancora un calcio d'angolo. No, questa volta si riprenderà a giocare con una rimessa dal fondo della formazione di casa. E allora può respirare la retroguardia del Portomonsuè ed è il portiere Manente pronto al rinvio. Va su Kostadinovic, uno dei giocatori più interessanti dei reparti difensivi, perde palla nel tentativo di ripartire del Sandonà. Si riprende con una punizione Kostadinovic che va su Barra. Dalla parte opposta cerca di entrare, Barra va a proporsi, palla lunga, però Alcantara entra in area, Alcantara giù ancora, ma c'è Abčka che chiude, non gli lascia spazio e addirittura il tocco ultimo è di Alcantara e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo che Noè si appresta ad effettuare con tutta calma, con massima tranquillità naturalmente. Il Sandonà, lo ricordiamo, è una formazione che non accelera volutamente, accelera soltanto in alcune occasioni, le ripartenze soprattutto, perché per il momento ne ha avute un paio solo. Attenzione con il fallo di Crivaro,
che secondo l'arbitro è andato indietro ostruendo e non dando la possibilità del rinvio di Kostadinovic. Personalmente non sono tanto d'accordo su questo intervento, però si gioca ancora con Kostadinovic che mette a terra palla, viene richiamato dall'arbitro verbalmente, chiaramente gli sta dicendo fischio io, non ti preoccupare, e quindi prova e continua a giocare. Così ha fatto Kostadinovic. Attenzione alle ripartenze adesso per quanto riguarda la formazione di casa, che con Pavarini prova a mettere palla lunga lì sul giocatore Grandin che viene a prendersi il pallone, anzi era Bonaldi, poi il passaggio su Pavarini che spreca tutto perché butta in avanti questo pallone che è preda facile di Noè, che fa ripartire i suoi ancora sulla fascia destra del campo con il Sandonà che prova a manovrare e prova a trovare i buchi e gli spazi che sistematicamente sta chiudendo molto bene il Porto Mansuè. Abčka che non riesce di prima intenzione a mettere a terra il pallone, deve andarselo a prendere, quindi dà l'opportunità alla formazione di casa di posizionarsi bene e di chiudere ogni varco, come in questo caso rinvio lungo, palla che termina però fuori, e allora può giocarla ancora la formazione ospite di Bisiol che manovra. Qui c'è il fallo forse su Fortunato, l'arbitro non è di questo avviso, e allora Pavarina ancora con Bonaldi, lascia andare, lascia giocare la formazione, lascia giocare l'arbitro per anche questo fallo, anticipato Berardi, poi va a riprendersi la palla, ancora un anticipo del suo diretto avversario, molto bene, è un bel duello quello tra Pavarini, quello tra Berardi ed il numero 5 di casa, ovvero Pramparo, che deve stare attento però. È un clientino difficile anche Berardi, le due punte davanti, Berardi e Crivaro, sono da tenere costantemente all'occhio perché sono molto molto pericolose. In avanti ancora la formazione ospite che prova ad uscire, prova a ribaltarsi nella parte opposta del campo dopo che ha subito per circa 15-20 minuti il predominio appunto dei padroni di casa. Ancora si gira De Stefani, il centrocampo con De Stefani, non esce la palla, l'arbitro blocca tutto e dice che c'è un fallo a favore della formazione di Stefano Della Bella, che è inginocchiato davanti alla propria panchina, sta dando qualche indicazione ai suoi. Ancora il colpo di testa che non avviene, lascia scorrere Abčka e palla tra Granzotto e Abčka che controllano, palla su Noè che l'ha rimessa subito in gioco, e allora sventaglia in avanti cercando Crivaro, che però era più in posizione centrale e non sulla fascia. Nulla di fatto, la ripartenza non riesce, e allora c'è il tentativo di mettersi in moto da parte del Porto Mansuè con Pavarini. La rimessa lunga con le mani, va a prendersi palla Soncin, che poi complica un po' la vita al numero 4 Granzotto, che deve mettere a terra questo pallone. Il tentativo di anticipo su De Stefani non riesce, De Stefani che va giù sulla fascia destra del campo, De Stefani guadagna il terzo calcio d'angolo, e allora terzo calcio d'angolo per la formazione di Bisiol, che viene alla battuta e ci andrà sicuramente il solito Fortunato. Il pallone è lì, pronto per la battuta. In area di rigore ci sono quasi tutti gli uomini del Sandonà, se sono rimasti fuori due, precisamente Di Sopra e poi Pasiani, due terzini. Mentre sul primo palo ancora il tentativo, poi la palla sfugge alla difesa del Porto, e il rischio grossissimo con l'attenzione di Manente che riesce a smanacciare sopra la traversa. È riuscito molto bene Manente a deviare questo pallone, palla che è fuoriuscita in mezzo all'area di rigore. Devono fare molta attenzione chiaramente su questi calcio d'angoli piuttosto insidiosi battuti da Fortunato. È pronto al rinvio Enrico Manente, classe 2004, va in orizzontale su Kostadinovic, che a sua volta sceglie ancora sulla fascia Pavarini, che è troppo lento, e quindi bisogna viaggiare un pochino più veloci, perché altrimenti vieni chiuso lì. Con le mani Pavarini la palla che gli ritorna, e vediamo adesso se proverà a giocarla
ancora in avanti, si fa vedere Barra, Pavarini, Grandin, ancora Pavarini la butta in avanti nel tentativo di pescare Bonaldi, non ci riesce, controllato ottimamente da Pasian. Palla che termina fuori, si riprende a giocare con una rimessa in gioco da parte di Pasian stesso, il colpo di testa di Grandin. Poi arriva Fortunato che la mette a terra, va indietro su Alcantara, l'arbitro dice che c'è stato il fallo su Alcantara e allora tutti zitti, tutti tranquilli, Abska l'unico che va a protestare, però ha fatto subito capire il signor Marana che c'era il fallo su Alcantara e allora è una buona posizione questa per la formazione di casa che deve cercare di sfruttare. Punizione per il Porto Mansuè. Chiama la barriera Noè, ancora però i giocatori non si sono piazzati, stanno aspettando che l'arbitro sistemi lui stesso e faccia sistemare il pallone a Barra. C'è Barra sul pallone, ecco la barriera fermata, 4 uomini in barriera voluti da Noè. E allora Barra che fa un paio di passi indietro, c'è Barra, Grandin e Pramparo. Vediamo chi dei tre, potrebbe essere sicuramente Barra che ha il tiro. Intanto Manente, Barra è alto il pallone. Intanto Manente era quasi arrivato a metà campo per cercare di suggerire qualcosa, non ho capito che cosa stesse urlando ai suoi compagni. Paura svanita e sfumata per la formazione del Sandonà, palla altissima sopra la traversa, nulla di fatto, ancora la formazione del Sandonà che prova con un rimbalzo favorevole a proporsi dalle parti di Manente, palla che termina tra le sue braccia e allora è pronto per il rinvio Manente. Vuole che i suoi vadano un pochino più avanti, davanti a lui c'è solo Crivaro che ha provato a impensierire e a innervosire il portiere. Kostadinovic che cercava il colpo di testa ha trovato invece una bella botta al costato. L'arbitro sta parlando con Berardi. Poi Kostadinovic si rialza, non ci sono problemi per questo forte giocatore del Porto, uno degli acquisti più interessanti fatti sicuramente dal Porto, giocatore che ha sistemato la difesa ulteriormente. Aia, sbagliato il tentativo di rinvio di Granati, anzi era Pramparo che ha sbagliato il suo rinvio. Con le mani ancora Pramparo, questa volta riesce, la mette giù, prova il rinvio, questa volta gli riesce, però è preda del numero 4 Granzotto del Sandonà e allora rallenta ulteriormente il gioco la formazione del Sandonà che si rifugia dalle parti di Noè. È pronto il suo rinvio, Noè per trovare Crivaro, eccolo, e qui c'è il fallo. Però l'arbitro lascia correre perché Soncin era sulla palla e allora lascia correre ed è buono questa infilata, era molto buona, soprattutto ha lasciato correre l'arbitro sul fallo nettissimo subito da Crivaro, ma era giusto così perché la palla era ancora in possesso del Sandonà. Quindi nulla di fatto, si va palla sul fondo, pronto al rinvio di piede Manente, lungo oltre la metà campo. Alcantara va a prendersi la palla di testa, Agostini che si è visto poco per il momento sulla fascia, ha ricevuto pochi palloni. Adesso vediamo se si sceglierà magari di andare qui
dalla parte sua, dalla parte destra del campo, e lasciare per un momento la fascia sinistra, però mi pare che la preferenza per il momento sia da parte di Pramparo quella di gettare in avanti su Alcantara, il colpo di testa, la bella spizzata, Agostini non ci arriva e allora può rinviare fuori con Pavarini che la rimette dentro, però è preda ancora dei giocatori del San Donà che provano a ripartire con il numero 8 Scroccaro che tiene palla, permette di giocarla ai suoi, va indietro, ancora Scroccaro che si fa vedere in mezzo al campo, alza la testa per trovare uno dei suoi, lo trova adesso sulla fascia destra del campo, ancora Scroccaro che si è proposto molto bene, c'è Soncin che va in pressing sul giocatore del Porto Mansuè, palla che rimane ancora in possesso del San Donà e allora Pasian che alza la testa però non trova nessuno e allora ancora si concede dalla parte destra del campo sì, è buona ancora un'imbucata da parte di De Stefani per il tentativo di Granzotto di andarsi a prendere questa palla. Due buone imbucate in verticale, questa e quella precedente, che però non hanno sortito effetto per quanto riguarda il San Donà. Pronto alla rimessa in gioco con i piedi Enrico Manente, il portiere di casa. E attendiamo il rinvio, tutti posizionati, tutti marcati, alto e lungo oltre la metà campo, ancora Alcantara che va a farsi vedere, a prendersi questa palla, Agostini che subisce lo scontro fisico con di sopra, poi questa volta ha avuto ragione Agostini, deve cercare di metterla sul piano della velocità perché a livello fisico mi pare che ceda qualcosa al suo diretto avversario. Bravo Agostini ancora dalla parte opposta e allora Barra che va su Pramparo che alza la testa, vede il suo compagno andare sulla fascia, lo voleva servire, non ci riesce, Barra che perde palla perché c'è Soncin che prova la ripartenza, viene lo scontro tra Soncin e il giocatore del Porto Mansuè, finisce sul taccuino Soncin, primo ammonito della partita. Soncin che va sul taccuino del signor Marana della sezione di Padova, primo ammonito della partita, vediamo anche il minuto, quindi andiamo a vedere, mentre in eccellenza l'Eclisse si porta sul 2-0 contro il Caorle, quindi tutto regolare per quanto riguarda l'Eclisse che sta facendo il suo compito, è quello di vincere quest'oggi. 25 minuti e 44 secondi di gioco qui al comunale di Porto Mansuè, con il risultato fermo sullo 0-0 dopo un primo tempo che sì, diciamo che è di studio, è ancora di studio. Agostini che va per le terre, l'arbitro lascia correre perché c'è giustamente il vantaggio, il tentativo di mettere dentro di Pavarini sbagliato e allora nulla di fatto, sbaglia anche però Noè il rinvio. C'è Grandin che porta palla ancora su Barra che va a provare il tiro, no, non guadagna nulla, c'è Fortunato che comincia adesso e prova a dialogare, prova a parlare, lo conosciamo Fortunato, sono tutti momenti di esperienza, quindi questi, rallenta il gioco, fa calmare i suoi, fa trovare posizione. È l'esperienza di un giocatore di categoria superiore che a San Donà sta vivendo veramente dei momenti splendidi in queste annate, quindi va a riprendersi palla, se la fa dare da Noè ed è lo stesso Fortunato che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, qui sbaglia ma però è fortunato perché arriva Crivaro che la dà a Berardi, anticipato dall'intervento di un giocatore di casa, viene alla ripartenza ancora fermato Cecchele, il giovane Cecchele è rimasto a terra, palla che viene messa in fallo laterale perché Cecchele è rimasto a terra, il giocatore, c'è l'esordio per lui 2002, un colpo non volontario secondo me da parte del giocatore del San Donà, non c'è stata volontarietà, uno scontro di gioco, quindi Cecchele è rimasto a terra, ma infortunio di gioco questo, e vedete come Fortunato vada ancora a fare da paciere, a tranquillizzare il tutto, a parlare con l'arbitro, tanto perdi un po' di tempo e quindi soccorso anche Agostini mi pare, ho visto un colpo al labbro oppure
qualcosa, un po' di sangue che compare sul volto di Agostini. Sembra tutto a posto però, perché può ritornare in campo, quindi Agostini fortunatamente nessun problema per lui. Mi pare che abbia fatto segno di una manata o di una gomitata che aveva ricevuto, mentre va in panchina per il momento c'è Chele per farsi curare ulteriormente, immagino per dissetarsi. In effetti lo vediamo con la borraccia in mano. Vedremo il rientro in campo, ci sarà bisogno naturalmente di chiamare il direttore di gara. Palla che viene scodellata lì, attenzione, va al tiro il numero 8 Scroccaro, che non riesce a trovare il pertugio giusto, e allora ancora palla che viene controllata dalla formazione. C'è il mano del giocatore della formazione ospite, e allora Pavarini lascia Kostadinovic, punizione, e quindi arriva il fischio dell'arbitro. Kostadinovic che sceglie di andare indietro su Pramparo che la mette davanti, il colpo di testa, la spizzata di Agostini che non riesce a servire Alcantara, che poi va a prendersi questo pallone, trova una rimessa in gioco però il Sandonà, quindi sarà Pasian con le mani a giocarla. Partita calata di tono dopo un inizio Sì, molto scoppiettante. E invece Conegliano che passa in vantaggio sul Cadoneghe per 1-0 su rigore di Buanello. Ancora Bonaldi che guadagna, ha fatto il suo dovere, va a guadagnarsi una rimessa in gioco con le mani che Pavarini, se non ricordo male, ha la possibilità di farla abbastanza lunga, ma questa volta sceglie di andare sul vicino compagno di squadra, mette dentro Grandin di esterno Grandin, molto buona questa palla, però esce tranquillamente Noè, la fa sua, e allora può giocare il rinvio. Andiamo a controllare anche il minutaggio al nostro cronometro per quanto riguarda la partita. Scocca la mezz'ora, quindi 30 minuti di gioco, e come dicevamo in precedenza, partita scoppiettante all'inizio, 15 minuti a tutto gas, poi adesso anche con le indicazioni di Capitan Fortunato per quanto riguarda il Sandonà, e poi il tentativo di rallentare il gioco anche da parte della formazione di casa, si è un po' placata la spinta delle due formazioni che adesso stanno giocando più a centrocampo, cercando l'imbucata per i propri attaccanti. Non riesce, c'è il fallo, giustamente Soncin ha fatto andare a terra il suo diretto avversario, può ripartire. Attenzione a Barra che va su Alcantara sulla fascia sinistra del campo. Alcantara si mette in proprio, va giù, mette dentro questa palla, Fortunato la mette fuori e Soncin poi prolunga per trovare un compagno. Sì, è bravo a trovare questo pallone ancora Berardi, poi la palla termina. C'era un fallo, l'arbitro blocca il gioco e allora può andare Grandin a spingere in avanti ancora il Porto sulla fascia sinistra del campo. Il tentativo converge verso il centro, fa partire un bel tiro il numero 3 Granati, palla però che non mette in difficoltà Noè. Che Rivaro ancora va al tentativo di trovare di testa il pallone, si fanno male entrambi perché colpo sulla spalla di Crivaro e altrettanto mi pare di Kostadinovic, che ha avuto la peggio e quindi rimane a terra, e per rimanere a terra Kostadinovic secondo me si è fatto un pochino male, sì. Speriamo che non sia nulla di grave per il forte centrale difensivo della formazione di Stefano Della Bella. È un colpo al ginocchio o alla coscia mi pare, per coscia, per quanto riguarda Kostadinovic, il classico Lopez forse, doloroso, ma fortunatamente un duro come Kostadinovic si rimette in piedi. Sarà costretto per il momento ad uscire dal campo e poi sarà l'arbitro, sì,
sulla coscia il colpo doloroso, ma fortunatamente può rientrare in campo. Intanto che sta uscendo gli viene spruzzato del ghiaccio sintetico e quindi la ripresa avverrà tra pochissimo per quanto riguarda il centrale difensivo del Porto Mansuet, che è pronto a rientrare. Lo ha chiesto, gliel'ha detto anche mister Della Bella. Bonaldi si gira molto bene, ancora tra 2 o 3 uomini, poi decide di mettersi in proprio, va fino in fondo, la mette dentro. Il tentativo di tiro che dà l'illusione per un attimo che poteva essere verso il centro area di rigore, invece si perde sul fondo, nulla di fatto. Fortunato si fa dare la palla da Noè per farla ripartire, per farla viaggiare su di sopra che la ancora, attenzione a perdere palla il Sandonà, va indietro con Abčka, ancora il giocatore Pasian che si mette in proprio pure lui, punta il centro, poi tutto sulla fascia destra del campo, palla sprecata da Di Stefani, che ancora non è entrato perfettamente in partita. Eccolo comunque una bella azione, un bel virtuosismo di De Stefani in palleggio volante, subisce il fallo da parte di un giocatore del Porto Mansuet e allora attenzione adesso a queste punizioni, perché c'è uno specialista che si chiama Fortunato, Jacopo Fortunato, classe 90, attenzione perché dal suo piede quest'anno sono partite, e anche lo scorso anno, moltissime punizioni veramente fatali per i vari portieri, quindi attenzione, deve piazzare una bella barriera Manente perché è pericolosissimo Fortunato. E allora 4-5 uomini in barriera chiesti da Manente, evidentemente conosce la pericolosità di Fortunato. Pallone lì, fermo. 4, 5, 6 uomini all'interno dell'area per quanto riguarda il Sandonà, rimangono fuori 3. Fortunato sulla palla, il fischio dell'arbitro che arriva, Fortunato ci prova, incoccia la barriera, nulla di fatto. Fortunato va a riprendersi la palla e ci riesce, va indietro ancora, attenzione perché e qui c'è il fallo serio, giallo. Non era l'ultimo uomo, ma ha rischiato pesantemente, Mi pare che no, non era Fortunato, ma era o Granzotto o Abčka, mi pare Abčka che abbia speso la sua ammonizione, poi magari saremo più precisi, però mi pare proprio Abčka che ha dovuto ricorrere alle maniere forti per fermare il tentativo di ripartenza appunto della formazione di casa del Porto Mansuet, che era già ripartito ma nulla di fatto, e allora si riprende a giocare con il rinvio lungo di Noè. Anche dalla panchina del Sandonà si alzano i tecnici dando qualche indicazione ai propri giocatori, tutti in avanti su un rettangolo, su uno spizzo di gioco per quanto riguarda la fascia destra del campo. Attenzione a Crivaro, anticipato dal numero 2 Pavarini, palla buttata in avanti e allora si rifuggerà dalle parti di Noè, così infatti è stato con Abčka che viene a prendersi palla. Abčka, Fortunato è dietro di lui e quindi per non ripartire in modo lento offre palla ancora ad Abčka, che però poi servendo Pasian la perde il Sandonà. Però il Sandonà è così. Vedete come si sono gettati in 2 uomini sull'uomo del Porto Mansuet per recuperare immediatamente la palla persa. Viene in avanti ancora sulla fascia destra del campo il Sandonà con questa palla tentata da mettere in mezzo all'area, Barra aiutato da Alcantara che poi spinge anche Fortunato. L'arbitro lascia correre perché la palla è sempre in possesso di Fortunato stesso e del Sandonà. Ancora Fortunato che ha anche lui difficoltà quest'oggi
oggi a prendere in mano un po' il centrocampo della sua squadra, perché chiaramente conosciuto, gli hanno creato un po' una morsa i giocatori del Porto Mansuet. Della Bella è uno che studia molto questi tentativi e queste mosse particolari. Vedete come è ingabbiato anche il Sandonà in questo primo tempo, e allora in avanti adesso con il numero 8 Scroccaro per Berardi, che viene a prendersi palla, anzi era Crivaro d'esterno, buono, le guadagna un calcio d'angolo sul tentativo di mettere dentro di Pasian questo pallone. Arriva il solito Fortunato ed è il quarto calcio d'angolo che la formazione ospite va alla battuta dalla bandierina. Fortunato, i due tecnici, il primo il Bisiol e poi il tecnico in seconda, che stanno richiamando di fare attenzione al tentativo di ripartenza della formazione di casa. È buono, eccolo qua, in effetti avevano ragione, con Pasian che va tutto dalla parte opposta di sopra, poi sopra ancora, il caso di dire, pallone messo dentro, Abčka che stava lavorando di braccia, stava tenendo distante Agostini. Se avesse preso il pallone secondo me sarebbe stato fallo, quindi tutto bene per la difesa, per la retroguardia di casa, con il pallone adesso che verrà fatto e verrà rimesso in gioco da Enrico Manente. Andiamo a controllare intanto c'è il pareggio del Calvi Favaro 1-1, e questo è un po' a sorpresa ancora, perché il Calvi in casa trova difficoltà anche con il Favaro, e quindi sono 39 i minuti di gioco qui invece a Mansuet. Bravo Pramparo, bravo il Pramparo, palla per Bonaldi che non arriva, e palla che sfila via. Fortunato la fa sua subito, guarda la posizione dei suoi, non trova nessuno, c'ha difficoltà il Sandonà a liberare qualcuno, soprattutto in mezzo al campo, e poi a far viaggiare Crivaro e Berardi. Queste sono le difficoltà un po' maggiori quest'oggi rispetto ad altre partite che abbiamo visto appunto del Sandonà. Vorrebbe palla Fortunato sui piedi, però non se la sente giustamente di dargliela Pasian, e allora va a pescare. C'era il tentativo di anticipo da parte di Pavarini non riuscito, e allora c'è il fallo su Crivaro, e arriva sempre lui, sempre Fortunato, a prendersi il pallone e lo scodellerà in mezzo all'area. Ci sono Crivaro, Berardi, Soncin, e dalla parte opposta di sopra per tentare arriva anche Abčka e arriva anche il numero 4 Granzotto, quindi gran parte delle torri del Sandonà stanno per proiettarsi all'interno dell'area di rigore del Porto Mansuet. La palla che arriva, stava per arrivare, ma è stato altrettanto bravo il difensore del Porto Mansuet a mettere fuori questa palla, poi il rilancio, bravo Noè ad anticipare tutto, e allora attenzione con Crivaro che mette a terra la palla, si gira bene, punta l'uomo, poi decide di convergere, dovrebbe darlo tutto dalla parte opposta, ma guadagna un'altra punizione pericolosissima. Crivaro ha tenuto palla forse un pochino troppo, aveva l'occasione di darla tutta sulla fascia destra del campo, però ha avuto ragione lui, perché ha guadagnato una punizione su cui si proietterà come di consuetudine Fortunato. È già lì Fortunato. È Granzotto, sì, l'ammonito di prima, e non Abčka, quindi lo segniamo sul nostro taccuino. Attenzione quindi con Fortunato che parla amichevolmente con l'arbitro. 3 uomini o 4 in barriera per quanto riguarda la formazione di casa, 4 uomini richiesti da Manente pronti alla battuta. Attenzione a Fortunato con 3 uomini a nascondere la palla anche del Sandonà. È alto il pallone
però bisogna stare attenti, bisogna cercare il meno possibile di dare queste opportunità a Fortunato dalla sua mattonella, da quella posizione è pericolosissimo, quindi il meno possibile falli chiaramente per non dare queste possibilità alla formazione del San Donà. 42 e 48, quindi 3 minuti, penso che qualcosina ci sarà da recuperare, però poca roba, un minutino sicuramente potrebbe darlo il signor Marana. Ancora una spinta da parte di Crivaro al suo diretto avversario e allora si riprende a giocare con Pramparo che fa viaggiare Pavarini che va su Alcantara, subisce il fallo, no, l'arbitro dice di no e allora tutto indietro per Abčka che rimette Scaraventa in avanti dove Crivaro guadagna una palla adesso con Berardi, tutto sulla fascia destra del campo, non gliela dà e sbaglia. Netto errore di Berardi che comunque riesce a guadagnare un calcio dall'angolo ed è il quinto calcio d'angolo per la formazione ospite. Ha sbagliato Berardi in questo caso perché aveva tutto libero sulla corrente fascia destra del campo, fortunatamente per il Porto Mansuet non ha dato palla lì e allora adesso con Fortunato ancora quinto calcio d'angolo, attenzione, mamma mia, c'è stata questa palla che si è trovato Manente sulla presa, è stato molto bravo perché d'improvviso questa palla che è arrivata e allora tutto dalla parte opposta con Bonaldi che cerca di andarsene nel suo diretto avversario, la marcatura non riuscita, anzi è riuscita bene in questo caso perché la palla torna indietro e allora riparte da dietro la formazione del Porto perché davanti non c'era più nessuna possibilità, tutto chiuso. Mette fuori era Pasian. Spinta su Crivaro che guadagna una punizione all'altezza della linea mediana. Vediamo se avevo ragione sul minuto di recupero, vediamo. 2 minuti. Allora, 2 minuti di recupero nel primo tempo, si giocherà fino al 47esimo minuto di gioco qui al Comunale di Mansuet. Fortunato. Sulla destra per Di Sopra. Si ferma, va su Abčka. Vuole la fascia sinistra il tecnico del San Donà. Pasian per Fortunato, ancora si gira, vede dalla parte opposta, è una bellissima palla però non riesce a raggiungerla, chiede scusa che continua a rimanere in testa alla classifica se il risultato rimarrà tale appunto qui a Mansuet. Attenzione, mamma mia, ancora Manente. C'è Crivaro che voleva un tocco di mano da parte di un giocatore, da parte di Agostini, forse, non lo so, però ha protestato, l'arbitro gli ha fatto segno di stare zitto e quindi nessun problema. È bravo ancora Manente perché anche questo l'arbitro poi decide che può bastare 47 minuti di gioco qui a Mansuet, risultato di 0-0 nel primo tempo, una buona partita, una bella partita per il momento. Manca un po' l'intensità del San Donà che conosciamo, ma devo dire che il Porto Mansuet ha giocato veramente molto bene quest'oggi, bloccando sul nascere ogni tentativo di ripartenza da parte degli ospiti. È tutto per il momento, linea alla regia.
Rientriamo in collegamento con il Comunale di Mansuè per il secondo tempo tra Porto Mansuè e San Donà, un risultato fermo dopo i primi 47 minuti di gioco, perché si sono giocati 45 minuti più 2 di recupero, è fermo sullo 0-0. Mi pare ci sia un cambio, perché abbiamo visto Stefano Della Bella fare ampi segni di cambio a uno dei suoi giocatori, quindi probabilmente effettuerà un cambio fin dal primo minuto di gioco del secondo tempo. Vedremo chi uscirà per quanto riguarda la formazione di casa. Intanto fanno ingresso adesso i due 11, allora vediamo se c'è qualche cambiamento, lo vedremo quasi subito, insomma, perché sì, eccolo qua. Allora dovrebbe entrare il numero 14 e dovrebbe entrare Colombera, quindi probabilmente c'è qualcuno che ha qualche problemino in difesa e quindi Colombera andrà a posizionarsi. Vediamo chi lascia il posto a Colombera. Squadre che rientrano in campo, nessun cambio invece per il San Donà, mi pare di vedere gli 11 del primo tempo. Ah no, anche loro effettuano subito un cambio, 18, dentro il 18, allora dentro Mazzon e vediamo al posto di chi, dentro Mazzon per il San Donà. E mi pare Colombera, appunto, andiamo a vedere tra poco chi ha lasciato il posto e chi lascerà il posto a Colombera. Allora Pramparo c'è, allora 18-2, allora fuori di sopra, che effettivamente non aveva brillato più di tanto, dentro il numero 18 che è Mazzon, mentre da questa parte abbiamo perso chi è uscito, il 6 per il 14, quindi è uscito Kostadinovic, segno che il colpo subito prima, sì, allora quindi fuori Kostadinovic, che il colpo prima alla coscia probabilmente più grave di quello che temevamo. Intanto l'Eclisse si porta sul 3-0 contro il Caorle, terzo gol dell'Eclisse, e allora tra poco dovrebbe ripartire anche qui la gara, il secondo tempo. Tutto è pronto con le prime due sostituzioni che sono avvenute appunto al primo del secondo tempo per entrambe le squadre. Si riparte, si rigioca, e quindi secondo tempo che ci apprestiamo a vivere e a trascorrere insieme per quanto riguarda questa partita, questa gara. Colpo di testa di Pramparo per il tentativo di ripartire, ancora Soncin con il blocco, ancora Soncin che riprende il pallone, Soncin che vede sulla fascia De Stefani, punta all'uomo, poi ritorna indietro, va ancora su un giocatore, Fortunato che non riesce ad andare al tiro, e allora può fermarsi lì la ripartenza, può ripartire la formazione di casa con Alcantara che va a prendersi un pallone giocato malissimo dal suo compagno di squadra. Vanno a vuoto due giocatori del San Donà. Se ne va Barra sulla fascia sinistra del campo, Barra per Alcantara, il passaggio invece favorisce il ritorno di Cecchele su Barra, ancora mette dentro questo pallone, guadagna il primo calcio d'angolo del secondo tempo e il terzo calcio d'angolo per la formazione di casa. C'è Grandin che va alla battuta, il numero 10 della formazione di Stefano Della Bella che va alla battuta dalla bandierina. Grandin, tutti dentro, tutti in area, tranne tre uomini della formazione di casa che rimangono lì.
Alcantara che si complica la vita, non riesce la deviazione, e allora la spinta in avanti ancora di Granati che viene dentro in area. Granati cerca di metterla dentro, non passa il groviglio di gambe sul Sandonà, che poi prova a ripartire ma non ci riesce, e allora Bonaldi che conquista palla, Bonaldi che si gira, dà per Grandin la mette dentro, il buon pallone ancora anticipato di testa ancora Alcantara, tutto dalla parte opposta. Ha cominciato alla grande la formazione di casa per stringere lì ancora con Soncin che prova a ripartire, ci riesce con Berardi che perde palla invece quasi all'altezza della metà campo, e allora Bonaldi viene fermato. Un po' di confusione adesso, un po' di confusione per cercare di ripartire e di portarsi nuovamente in avanti. Non c'è il fallo, dice l'arbitro, allora si può giocare con Barra che allunga molto bene la gamba, mette a terra il pallone, poi prova a mettere dentro questa palla, riuscita anche in questo caso il colpo di testa di Abčka a gettarlo fuori, poi Berardi che per 2 volte non passa, poi la terza volta, attenzione con Crivaro, attenzione a Crivaro, attenzione Crivaro va per le terre, l'arbitro ammonito al secondo minuto di gioco. Sai che non sono d'accordo? Sarei anch'io molto in dubbio lì, non lo so, o ha visto benissimo e allora tanto di cappello al signor Marana, oppure ha preso un bel granchio, perché Crivaro quando ti punta lì Crivaro o lo tieni o altrimenti sono guai grossi. Però ormai su questi campi non c'è il VAR, quindi non c'è nessuno, ma però ha dato il rigore a questo punto, Sì, ha dato il rigore allora. Ok. Ha dato il rigore, allora ha ammonito il giocatore della formazione di casa, ha dato il rigore, ve l'ho detto, quando parte Crivaro con queste accelerazioni o lo metti a terra o altrimenti hai finito. E allora Fortunato contro Manente, quarto minuto di gioco dopo un'ottima partenza nel secondo tempo della formazione di casa, reazione, ripartenza, come vi dicevo nel primo tempo, ripartenze devastanti soprattutto con Crivaro, e allora vediamo Fortunato ha una palla importantissima e la mette dentro. Quarto minuto di gioco con Fortunato che non sbaglia, Fortunato gol e rigore. 1-0, avete visto? È quello che dicevamo ad inizio gara, le ripartenze di questa squadra sono devastanti, affidate poi a un tal Crivaro che sta attraversando un periodo di forma incredibilmente bello ed incredibilmente forte, non c'è nulla da fare, lì è una bella storia sapere chi ha ammonito. L'uomo che marcava Crivaro è stato ammonito, è finito sul taccuino, forse Pramparo, ammonito, e quindi 1-0 per la formazione del Sandonà. Attenzione perché adesso la partita cambia, deve cambiare, perché nonostante un inizio buono per la compagine di casa, allora Barra che si mette in proprio, va da solo, mette dentro questa palla molto buona, poi il rimbalzo che stava per scaturire in un altro calcio d'angolo favorisce invece Noè che la va a prendere, può ripartire sul suo diretto compagno di squadra sulla fascia sinistra del campo, si invola e nessuno lo ferma, adesso, ma non guadagna il fallo, è una sgroppata che gli costerà sul piano fisico sicuramente. Però riparte Pramparo con Barra che la dà indietro, non deve chiudersi il Porto, deve avere la forza. Adesso Fortunato che spizza male questa palla, Agostini la mette dentro, cercava il cross, ancora palla per Agostini punta l'uomo, 1 contro 1, va sul suo diretto avversario, la mette dentro molto bene, palla che arriva dalla parte opposta, completamente ancora in gioco per la formazione di casa che perde questa occasione, la butta via, attenzione al fallo, era Berardi che se ne va, si invola ancora,
ancora, eccole le ripartenze di cui vi parlavo prima. Crivaro che vede il compagno e qui si divora un gol Berardi, qui si divora un gol già fatto Berardi, una splendida palla di Crivaro, un cross a millimetrico per Berardi che si divora un gol a porta aperta, a porta spalancata, è il caso di dire. Soncin, adesso il Sandonà viaggia sulle orme dell'euforia perché ha trovato questo gol che gli ha aperto e spalancato la porta. Non deve farsi chiudere il porto, sembra facile per noi da qui, però è così. Adesso altra occasione, questa volta sui piedi di Granzotto che si fa bloccare, però non c'è più il porto, c'è soltanto il Sandonà in questi minuti. Dopo il gol, battuta a vuoto ancora con Pramparo che la allunga, la mette fuori dalla parte opposta, deve reagire, deve cercare di reagire il Porto perché altrimenti si fa dura. Ha trovato il gol al 4° minuto di gioco la formazione del Sandonà con un rigore trasformato da Fortunato, un rigore conquistato da una ripartenza devastante ancora una volta di Crivaro che è stato messo a terra dal suo diretto avversario dentro l'area. Avevamo pensato in un'ammonizione contro Crivaro, invece poi ci eravamo sbagliati, insomma aveva visto tutto giusto l'arbitro con il fallo subito da Crivaro. Apčka la mette via, Barra che arriva da Tergo, prende palla e allora Cecchele che prova la sventagliata in avanti. È l'esordio di Cecchele, ricordiamo è un giocatore, un 2002, quindi per lui partita difficile, un esordio con una delle squadre più in forma del campionato, questo Sandonà. Poi vedete come il gol ha colpito veramente la formazione del Porto, c'è Barra in mezzo al campo che dice ai suoi forza ragazzi, non è successo niente, però è più semplice dirlo da qua che da in mezzo al campo. E allora butta in avanti il pallone, controlla la formazione del Sandonà, arriva De Stefani e viene bloccato. Poi la palla buttata in avanti per Alcantara che deve decidere di puntarlo dentro, lo fa, converge verso il centro, Alcantara ancora non trova nessun compagno libero, lo trova in Grandin che allora va tutto dalla parte opposta, ha rischiato anche in questo caso la formazione del Porto e allora sostegno con Granati che porta in avanti il pallone, si fermano un po' tutti però non si fa vedere nessuno, Barra che controlla, va indietro da Pramparo per era il numero 10 Grandin che aveva cercato di far viaggiare in avanti, Cecchele che va al tiro, viene contrastato, Soncin che perde palla, poi la riprende e allora può ripartire il Sandonà con Barra che si oppone alla ripartenza di De Stefani. È un De Stefani che non mi ha impressionato quest'oggi, di solito il centrocampo è nelle sue mani. Adesso l'arbitro lascia andare, c'è un'altra ripartenza del Sandonà, attenzione alla ripartenza del Sandonà ancora, tutto dalla parte opposta, viene in avanti, converge verso il centro, va al tiro da solo, la tiene in due tempi Manente, fa viaggiare Agostini, adesso deve provarci chiaramente, dovrà esporsi chiaramente il Porto, però deve uscire da questi momenti di impasse dopo il gol al 4° minuto di gioco di Fortunato su calcio di rigore. Ancora Cecchele che sta salendo di quota, però adesso non trova il compagno, si arrabbia Agostini perché voleva un passaggio un pochino più preciso, o meglio voleva forse un passaggio indietro per trovare l'uomo. Fischia l'arbitro, no, ha fatto proseguire e allora niente di fatto. Manente per Pramparo, ancora sulla fascia destra, si fanno vedere però non ci sono varchi, allora Stefano Della Bella sta pensando alla soluzione numero 2 per tentare di raggiungere il pareggio quantomeno e di provare a girare la partita. Vediamo, ahí si complica, mamma mia, oggi Pasian era Pasian, non in grandissimo spolvero. È buono l'intervento di Granati che va su Pavarini.
Agostini viene a dare manforte, palla ancora indietro per Pavarini che la butta in avanti. Cecchele, Agostini e tutto indietro per il numero 14 appunto Colombera. Pramparo e Colombera ancora. Mentre è pronto il secondo cambio per la formazione di casa, che vuole provare a rientrare in partita. Pramparo si arrabbia Barra con lui perché voleva la palla subito, poi Pramparo chiede scusa. Ecco il cambio. Allora entra Tomasella, mi pare, no? Entra il numero 20, quindi Tomasella, e vediamo chi esce. 4. Esce Cecchele, vabbè, esce Cecchele che ha pagato il suo esordio e ha pagato la sua gioventù chiaramente, però non ha fatto male. Non ha fatto male il ragazzo, è da rivedere in altre partite forse un po' meno pressanti come questa, insomma, e quindi da rivedere con un pochino più di tranquillità, però bene l'esordio per lui, quindi 2002, quindi benvenuto nel campionato di eccellenza che quest'anno è sicuramente di alto livello. Alcantara non riesce nel proseguire questa spizzata di testa, e allora De Stefani che oggi è un po' sottotono e in effetti vedete anche qui ha difficoltà ad andarsene, poi e qui sono d'accordo con il pubblico di casa che protesta perché secondo me non c'è stato assolutamente niente, se n'è andato a terra da solo, è stato bravo in questo caso De Stefani ad ingannare l'arbitro, anche secondo me non c'era assolutamente niente. Intanto arriva Fortunato, mette tutti d'accordo, rallenta il gioco, perde un'altra mezz'oretta e quindi è questa la sua esperienza fatta di anni in categorie più elevate. Vedete come la tranquillità si raggiunge anche da un giocatore soltanto in campo che mette dentro una palla squisita, colpo di testa, c'era il fallo forse di Crivaro dietro. No, l'arbitro lascia andare, guadagna un calcio d'angolo, la formazione ospite è il sesto calcio d'angolo per la compagine e Fortunato con calma tranquilla, calma serafica va a prendersi questa palla e a provare a mettere dentro un pallone insidioso. In ginocchio Della Bella a guardare i suoi, un po' la sua posa questa che conosciamo. Richiama qualche giocatore per un'attenta marcatura, attenzione al primo palo, attenzione alla palla messa dentro, esce Manente, c'era il fallo, giustamente, insomma, si ferma il gioco sul portiere, c'era il fallo e quindi nulla di fatto. Pramparo rischia in orizzontale queste palle che sono un rischio totale. Viene in avanti ancora la formazione del Porto, però bloccata lì, vedete, o il Porto dà una svolta alla partita immediata o altrimenti difficilmente la rivolta. Viene in avanti ancora con Granapi per Barra deve ingranare la marcia giusta, ma c'è Soncin in ripiegamento e allora c'è il quarto calcio d'angolo per la formazione di casa, quarto calcio d'angolo per la formazione di Stefano Della Bella, che probabilmente andrà su un altro cambio perché ho visto che ha guardato i giocatori in riscaldamento, anzi ne ha due soltanto, e quindi probabilmente farà un altro cambio. Vediamo se ho visto bene. Palla sul primo palo, sbagliato, attenzione a Grandin che la rimette in gioco ancora, tutto dalla parte opposta, la mette dentro, c'è l'arbitro che fischia il fuorigioco. Erroraccio, non tanto del numero 20, non tanto di Tomasella, ma di Grandin, che avrebbe dovuto dare un'occhiata per vedere la linea come era piazzata. E allora, punizione che con calma e tranquillità va a battere Noè, il rinvio lungo oltre la metà campo per trovare o Crivaro o Berardi, nessuno dei due, e allora può ripartire la formazione di casa con questa palla per Alcantara che la mette a terra, poi spreca tutto ancora una volta Tomasella, nulla di fatto, palla che rimane fuori, l'arbitro dice che l'ha toccata uno del San Donà e allora riparte Granati su Alcantara fermato da Abčka. È un gran bel duello anche questo, va per le terre Abčka
e anche lui, insomma, se va per le terre Abčka con il fisico che ha, un po' di spinta l'ha guadagnata, poi un po' di esperienza e va per terra, rimane lì, perdono secondi preziosi e guadagnano secondi preziosi quelli del Sandonà. Ne approfitta per dissettarsi Berardi e allora Noè, tutti ammassati sulla fascia i giocatori del Sandonà. È una scelta che abbiamo visto fare in diverse occasioni quest'oggi. Poi la palla va fuori, controllata dal giocatore numero 10 De Stefani della compagine ospite, e come vi dicevo in precedenza è un De Stefani che oggi non è al 100%, o quantomeno non è entrato in partita come di solito fa. Anche questo sbaglio non è da lui. Poi riparte Barra, vediamo anche Barra deve prendere, lui se non prende in mano il centrocampo è un uomo che rimane lì a gravitare e poi è difficile da mettersi in moto, è difficile da movimentare. Alcantara, tutti sulla fascia destra, e dalla parte opposta c'è soltanto Agostini. Alcantara va a spizzarla, bravo, Barra di testa ancora, prova a far viaggiare Abčka, il colpo di testa, il colpo accusato da Bonaldi, poi si rialza, deve effettuare la rimessa alcuni metri più indietro. Granati va in mezzo al campo dove è libero il giocatore, attenzione perché lì ci si complica la vita, Pavarini poi decide di andare ancora su Granati. Vedete come però ha chiuso adesso, come la difficoltà, bravissimo in anticipo De Stefani, che sta brillando un pochino più in azioni difensive in questo secondo tempo. E allora Tomasella, che ha preso palla indietro per Grandin, invita a salire Pavarini, palla che può essere pericolosa ma la controlla Noè con la sua esperienza. Enrico Noè, classe 94, uno dei portieri più interessanti di questa categoria, da parecchi anni in questa categoria. Noè pronto al rinvio, c'è Fortunato dietro, vuole che salgano un po' tutti quanti e allora è pronto al rinvio. Con questo ha perso ancora una manciata di secondi importanti per la sua squadra. Palla che va sulla fascia, De Stefani proverà il colpo di testa, riuscito con Soncin, ancora De Stefani che fa arrivare palla in qualche maniera a Berardi, che è un pochino stanco Berardi, e quindi vediamo se Bisiol proverà a dargli respiro o cosa, perché lo vedo un po' affaticato, e quindi vediamo. È il numero 4 Granzotto con palla adesso ancora tra i suoi piedi. C'è il fallo di Alcantara. C'è il fallo di Alcantara che finisce sul taccuino del signor... Vediamo se è lui, ma penso proprio di sì, perché... Sì, Alcantara sul taccuino dell'arbitro, il signor Marana della sezione di Padova. Lo ricordo, coadiuvato dai signori Bergamin e Lorenzin della sezione di Castelfranco Veneto. Ammonito Alcantara per questo fallo abbastanza duro sulla caviglia, immaginiamo, del giocatore. Ne approfittano per dissettarsi. Ne approfittano per dissettarsi i giocatori del Sandonà. E ne approfitta anche Bisiol per dare qualche insegnamento e qualche dritta al numero 19, al numero 18, scusate, che è Mazzon. Ha approfittato adesso per dirgli qualcosina. E allora la punizione per Fortunato, indietro per Abčka, ancora Fortunato, che decide di metterla dentro delicatamente, troppo delicata, palla che non arriva a compimento. E allora Alcantara, che tiene palla, subisce il fallo
e allora può andarsi a giocare una punizione. Pramparo deve cercare di far viaggiare i suoi il più alto possibile. Andiamo a controllare anche il minuto per quanto riguarda questa gara, mentre l'Eclisse subisce il ritorno del Caorle perché è 3-2 a Pieve di Soligo, quindi attenzione anche all'Eclisse, insomma un 3-2 che può riaprire una partita che sembrava già chiusa sul 3-0, ma questo campionato di eccellenza ormai ci ha spiegato e ci ha fatto capire molte cose quest'anno. De Stefani ancora, Soncin indietro, però è buono adesso, sembra che il Porto Mansuet si sia risistemato nuovamente, abbia ripreso vigore. Fortunato in profondità per De Stefani. De Stefani si gira, va tutto dalla parte opposta, non puoi lasciar giocare così il Sandonà, non lo puoi fare perché altrimenti ti punisce. E allora Fortunato, vedete come sono cambiate adesso con il gol le geometrie delle due squadre. Fortunato e De Stefani più liberi di giocare a centrocampo perché sono saltate un po' le marcature aggressive di prima. Abčka che fa buona guardia, di petto Abčka su Fortunato, rallenta il gioco e fa giocare ancora il suo compagno di squadra. Fortunato tutto indietro per il numero 3 Pasian che va anche lui tutto indietro da Noè. Noè pronto al rinvio lungo per provare a trovare De Stefani, il colpo di testa, la spizzata, attenzione a Crivaro ancora che questa volta si allunga male il pallone, poi commette fallo, chiede scusa al suo diretto avversario. E allora nulla di fatto per la formazione del Sandonà che, lo ricordo, è in vantaggio qui al comunale di Mansuet per 1-0 ed il tempo andiamo a controllarlo nuovamente perché al nostro cronometro scocca il 23esimo minuto di gioco del secondo tempo, 23 minuti di gioco nel secondo tempo, c'è tutto il tempo per ribaltare e per riposizionarsi naturalmente almeno quantomeno in parità per la formazione del Porto che sta provando con Abčka che interrompe nuovamente tutto e allora Agostini che si gira, guarda la proiezione in avanti, Alcantara che avrebbe potuto tenere questa palla, invece ha voluto farla viaggiare di prima intenzione verso Bonaldi, nulla di fatto, sbagliata l'intenzione di Alcantara che effettivamente poteva tenersela, aveva tutto lo spazio anche per poter provare a girarsi, nulla di fatto. Soncin bene in mezzo per il numero 8 Scroccaro che prova a conquistarsi la palla, poi la perde, allora ancora però la perde anche il Porto, poi la riguadagna sulla linea mediana del campo, dà per Bonaldi, la lascia andare Abčka, guadagna una rimessa dal fondo che effettuerà con molta calma. Si agita giustamente Stefano Della Bella in panchina, adesso si è accomodato, sta parlando con il suo secondo probabilmente per effettuare un altro cambio. Bonaldi con palla persa e allora viene in avanti Alcantara, viene a prendersi il pallone, bravo Alcantara che gira tutto per Pavarini che spinge, supera la metà campo, Pavarini poi si blocca perché non vede nessuno, non c'è nessuno che fa il movimento e allora ci prova su Agostini che però è costretto ad andare indietro perché le linee sono chiuse sia a centrocampo sia in difesa per quanto riguarda il Sandonà e allora Pramparo la mette dentro, anticipo netto, buono e il fallo guadagnato, sì, c'era il fallo di Alcantara perché lo aveva bruciato in anticipo l'uomo del Sandonà e allora nulla di fatto con Noè ancora pronto alla ribattuta, pronto a rinviare, a lanciare lungo. Ecco il lancio lungo per Crivaro che va a prendersi questo pallone, ancora si mette in proprio, si gira, prova a convergere, poi viene anticipato, palla fuori, ma c'è il solito Fortunato che sbaglia uno dei pochi palloni, immagino,
e quindi bravo, poi però va a riconquistarselo. Fortunato ancora, punta l'uomo, 1-2, punta l'uomo, mette dentro, c'è il bell'intervento del numero 5 Pramparo che gli mette in fallo laterale questa palla che poteva essere pericolosissima e sanguinosa perché lo aveva riguadagnato su una ripartenza tentata. Ecco il terzo cambio di Stefano Della Bella e butta nella mischia naturalmente Filippini. Deve tentare il tutto per tutto. Filippini è un uomo che al momento non può farti i 90 minuti, però chiaramente è uno che la porta, la vede, attenzione con il tentativo di girata da parte di Crivaro ancora mi pare, quindi palla che viene fatta preda dal portiere del Porto Mansuè, Son Chin, che cerca di girarsi, non c'è nulla da fare, riparte la formazione di casa, però la palla è buttata via, lunga per Bonaldi, non ci arriva e in effetti chiede di accorciare Stefano Della Bella, chiede di accorciare i suoi perché o salgono un pochino oppure si trovano sempre pressati dalla spinta della formazione del San Donà, quindi chiede di avvicinarsi con le due linee, soprattutto centrocampo e azione. Attenzione, il colpo di testa, non ci arriva Berardi, nulla di fatto, palla che viene rigiocata dal Porto, Grandin che la fa viaggiare, lunga ancora per Bonaldi, anticipato di testa, la blocca lo stesso tecnico, lo stesso mister del Porto e allora entra il numero 18 Filippini, entra Filippini e se ne va Bonaldi. Sì. Allora Filippini dentro al posto di Bonaldi. Vediamo che cosa cambierà. Bonaldi oggi un po' così. Filippini dovrà piazzarsi lì in mezzo all'area di rigore. Lui tanto fiato non ce n'ha, visto l'età e visto la condizione. Viene in avanti ancora la formazione del Porto, la spinge la palla, la butta via, bravo Agostini a metterla a terra e a farla correre, poi sceglie di andare su Tomasella che però spreca questo pallone che viene preda ancora di De Stefani che cerca di controllarlo, in seconda battuta ci riesce, bravo, non ha mollato, Son Chin, De Stefani, ancora Son Chin, dialogano molto bene i due e allora attenzione a Crivaro, anticipato nettamente dal suo uomo, dal suo difensore che mette in fallo laterale il numero 14 Colombera, monta guardia su Crivaro, non gli devi dare nemmeno un metro perché in questo momento è uno stato di forma incredibile del giocatore di Bisiol che ha trascinato i suoi in queste partite, in queste gare di questo campionato. Attenzione, deve stare attento anche all'ammonizione Alcantara. Era fuori ma per la compagine di casa ha perso una manciata di secondi, si alza Bisiol dalla panchina per dare qualche indicazione. Ancora Tomasella che prende palla sulla linea mediana del campo, cerca di trovare il campo, non lo trova invece il San Donà che parte ancora con un'altra ripartenza, però anche squadre adesso si sono allungate, guardate, quindi si sono allungate e c'è la difficoltà da una e dall'altra parte perché hanno speso parecchio, si allunga e c'è il fallo speso dal numero 3 mi pare, da Pasian. Sì, da Pasian, ammonito Pasian. Ammonito Pasian e allora le due squadre si sono allungate come abbiamo visto, hanno speso tanto nel primo tempo, è un fallo tattico questo che ferma il gioco, ferma la ripartenza della compagine di casa e allora può andare con una punizione da far viaggiare Agostini, anzi era Grandin. Palla che non arriva ad Agostini che è lì che attende, protesta un po'. Pasian, la rimessa in gioco del giocatore del San Donà, Pasian, colpo di testa. Si gira bene, se ne va Berardi, attenzione ancora a questa entrata, è la stessa cosa, era la stessa cosa di prima,
è la stessa azione di prima, ripartenza, ma questa volta l'intervento è stato buono del difensore del Porto Mansuè, e allora nulla di fatto con i tifosi del San Donà che già sospiravano un altro calcio di rigore. Uguale l'azione alla precedente, ripartenza e è andato per le terre ancora il giocatore Crivaro, e quindi adesso Fortunato va alla battuta del settimo calcio d'angolo per il San Donà. Primo palo, il colpo di testa ed è il gol! Ed è il gol! Mi pare di De Stefani che va a cancellare quindi una prova un po' incolore fino a questo punto. Poi trova questo gol che è stato abbastanza fortunoso, dobbiamo dirlo. Sì, De Stefani. È stato un pochino fortunoso questo gol perché c'è stato il doppio tocco tra lui e un altro giocatore del San Donà, palla che poi l'ha toccata infine sì, ha dato il 5 al numero 3 a Pasian. In effetti forse la spinta tra i due, insomma, tutti e due ho visto che hanno toccato il pallone, poi la spinta decisiva l'ha data il numero 10 De Stefani, che colora un po' la sua prova, scusate, incolore. E quindi c'è il 2-0 per la formazione con il Lia Piave che va a segnare anch'esso il 2-0 sullo Spinea. 31 minuti di gioco, 31esimo minuto di gioco, il gol, il raddoppio di De Stefani su cross del solito Fortunato e colpo di testa anche abbastanza fortunoso se vogliamo, però poi De Stefani ha dato una traiettoria particolarissima su cui Manente non ha potuto fare nulla per andare a deviare o quantomeno a prendersi questo pallone, e allora il San Donà raddoppia, forse mette già in cascina 3 punti che continuano a farlo rimanere nella zona alta della classifica. Andrà a 57 punti rimanendo così il risultato. Appunto andrà a 50, la Godigese però vince, quindi sale sempre di 1, 51. C'è l'ennesimo calcio d'angolo ancora per la formazione del San Donà ed è l'ottavo quando scocca il minuto 33 con il solito Fortunato che va alla battuta dalla bandierina. Fortunato, abbracci in mezzo all'area su Berardi, l'arbitro va a richiamare il difensore del Porto Mansuè. Battuta è buona ancora, questa volta è buona altrettanto Manente, c'è il fallo visto dall'arbitro. Manente deve velocizzare ulteriormente. Palla gettata in avanti per trovare Alcantara, che però la lascia scorrere, non riesce a prenderla. De Stefani, Fortunato, palla che voleva servire Crivaro, non ci riesce. De Stefani ancora, bloccato da Barra. Soncin, giocavano insieme, se ben ricordo, sia Soncin e Barra. Berardi colpito, viene rispedito in mezzo al campo dalla sua panchina. L'arbitro fischia perché può riprendere a giocare Fortunato. Indietro tutto per il numero 4 per il numero 4 Granzotto. Soncin che va per le terre. Soncin che va a terra, come ha sentito il tocco alle spalle si è lasciato andare e allora nulla di fatto. Fortunato guarda indietro, trova Acca,
e Abčka vada tutto in avanti ancora la formazione del Sandonà. Sandonà in avanti per quanto riguarda Fortunato, che scodella questa palla, riesce in qualche maniera, è un retropassaggio questo che sì. E allora c'è palla con Alcantara tutto dalla parte opposta. Bravo Agostini che cerca di metterla a terra, ci riesce in qualche maniera e allora c'è il Calvinoale in vantaggio 2-1 adesso, e quindi con Pramparo che prova a mettersi in proprio, poi sceglie di andare su Grandin e allora sulla fascia destra del campo la mette dentro. Il colpo di testa è di un giocatore del Sandonà, c'era anche forse il fallo di Alcantara su Noè, l'arbitro lascia correre perché palla conquistata dal portierone della formazione del Sandonà. È pronto al rinvio Noè, pronto al rinvio lungo, sicuramente oltre la metà campo, con Bernardi e Crivaro ancora lì a spaventare la retroguardia del Porto Mansuè. C'è il fallo di mano di Granati che viene fischiato dall'arbitro. C'è il cambio del Sandonà. C'è il cambio del Sandonà e probabilmente anche tra il 5 e il 10, fuori il 5, dentro il 10, quindi fuori Fortunato, da respiro a Fortunato. Esce Fortunato? No, no, appunto no, non esce Fortunato. Entra il numero 15 ed esce De Stefani. Esce De Stefani, mi pare. Sì, esce il numero 10 De Stefani ed entra il numero 15 che è Donadello. Allora, Donadello al posto di De Stefani. Fortunato che chiama lo schema e vediamo dove la mette questa palla. La mette in mezzo, no, la mette sul numero 4 Granzotto per Donadello riesce in qualche maniera a metterla dentro e allora Barra che non va sulla palla, ci va troppo tardi, la palla era già fuori e allora la rimessa in gioco avverrà per il Sandonà di Piave che sta controllando la gara dopo il 2-0. Colpito ancora la compagine di casa. Ecco il rientro in campo di Nicoletti, mi pare. Quindi siamo tutti felici di rivedere Nicoletti in campo. Mi pare sia lui il 15, sì, è lui. Quindi siamo tutti felici di rivedere Nicoletti in campo, fa il suo ingresso e fa il suo ritorno in campo dopo aver subito un brutto infortunio un mese e mezzo fa, insomma era non qualcosa di semplice, quindi per lui complimenti e ben ritornato naturalmente a Nicoletti, che tra poco, quando l'arbitro fermerà il gioco, avrà la possibilità di riassaggiare il rettangolo di gioco e di ritornare in campo e dare manforte alla sua squadra. Alcantara che gira ancora per trovare il numero 3 di casa Granapi, che guadagna un calcio d'angolo, è il quinto calcio d'angolo per la formazione di casa. Ecco il rientro di Nicoletti. No. Fatto bene. Stavamo guardando il cambio, quindi è entrato Nicoletti, che eccolo lì, e allora complimenti a lui, ben ritornato a Nicoletti, che insomma ci aveva fatto prendere un po' uno spavento un paio di mesi fa. Rimessa dal fondo di Noè, la spizzata ancora di testa è ancora Crivaro, attenzione, Crivaro che tiene palla, la tiene lì, non c'è nessuno che lo aiuta, però cerca di andarsene da solo e ha rischiato ancora il Porto con questo numero di Crivaro che si era girato da solo. Fortunato trova ancora il pallone. Nicoletti tocca il suo primo pallone, Nicoletti, e allora poi in avanti, ma ha sprecato tutto perché Alcantara non ne ha più. Fuori la palla.
fuori la palla, può giocarla Granapi con le mani. Andiamo a controllare il minutaggio, c'è un altro cambio per quanto riguarda allora la Godigese, 2-1 con il Cavarzano che accorcia, quindi accorcia il Calvi, fa 3-1 con il Favaro. Allora entra il numero 16, esce Berardi ed entra il numero 16 per il San Donà. Tutto come pensavamo, insomma, Brichese dentro al posto di Berardi. Era un Berardi che avevo visto affaticato in precedenza, quindi lo ha visto anche Bisiol e quindi lo ha tirato fuori. Tutto in avanti, palla che Soncin di testa prova ad allontanare, però c'è Grandin che la mette a terra e allora Tomasella che punta, mette dentro una bellissima palla. Il colpo di testa di Alcantara però non è altrettanto bello e allora andiamo ancora una volta a controllare il nostro cronometro che ci dice quanti minuti mancano qui al comunale di Mansuè. Siamo al 42esimo minuto di gioco, quindi 3 minuti al termine più eventuale recupero. Cambi sono stati fatti 1, 2, 3, 4, 5, quindi ci saranno dai 2 ai 3 minuti di recupero sicuramente, quindi si giocherà ancora un 5-6 minuti qui a Mansuè con il risultato che è 4-3-7, quindi forse anche qualcosina in più. 3 minuti potrebbe anche o 4 minuti potrebbe anche concederli l'arbitro e quindi vedremo. Palla che esce, si perde per Granapi con le mani. Granapi con le mani, il colpo di testa di Soncin, prova a ripartire il numero 18 Mazzon che fa viaggiare dalla parte opposta. Mazzon ancora, va da solo, non c'è nessuno in area, vedete come ambedue le squadre sono stanchissime perché hanno dato molto, si sono allungate. Guadagna un altro calcio d'angolo intanto il San Donà ed è il 9 e, signori miei, arriva a battere a 5-9, a battere ancora Fortunato con il pallone che andrà a creare ancora qualche problemino alla difesa di casa. 43-28, vedremo tra poco quando l'addetto comunicherà i minuti di recupero, fino a quando si giocherà. L'arbitro dice a Fortunato di aumentare un po' il ritmo, ma mette dentro questa palla, secondo palo, non c'è nessuno, palla che termina direttamente dall'altra parte sul fondo del campo. Può rigiocarla Manente, deve farlo con certa velocità, ma non c'è più nessuno a cui cedere questa palla. Qui ormai sul 2-0 sembra che il Porto si sia arreso. Chiaramente è stato un 1-2 pesante. Tra l'altro il primo gol al quarto è arrivato forse nel momento di maggior spinta della formazione di casa all'inizio del secondo tempo ed è stato punito con una ripartenza di Crivaro. Il secondo gol al 31esimo è stata un'altra ripartenza, sì, però ci stava, insomma, perché la formazione di casa si è esposta e naturalmente ha dato la possibilità agli ospiti di provarci nuovamente. Ci sono riusciti, è una squadra da temere questo San Donà, perché pur attenzione, palla indietro di Colombera per Manente che poi va a contatto con il giocatore del San Donà. Il rinvio di Pramparo buttato in avanti, prova a colpire di testa Filippini che non riesce, rimane a terra colpito. L'arbitro non è di questo avviso, fa continuare, fa alzare 4 minuti, 4 di recupero. Allora avevamo ragione, 4 di recupero, si giocherà fino al 94esimo qui al comunale di Mansuè tra due formazioni che hanno dato veramente tutto. 2-0 il risultato, 45esimo adesso e allora si giocherà fino al 49esimo minuto di gioco. Ancora in avanti, la gente comincia ad andarsene perché ha capito che ormai, attenzione, Soncin, bello il taglio ragazzi, che giocata! Ragazzi, che giocata al 46esimo minuto di gioco. Una gran giocata ancora una volta, questa volta una ripartenza della formazione con Soncin
che ha dato un pallone d'oro e niente da dire, una gran bella giocata, Crivaro l'11. Soncin sì, Crivaro al gol. Momento, vi dicevo già all'inizio della partita, momento tremendo, bellissimo di Crivaro, perché è in forma splendida e quindi niente da dire. Ha trascinato e sta trascinando il San Donà. 6-13, quindi fuori Apčka e dentro il numero 13, ormai cambia un po' tutti, ha ragione, entra Santarcieri, non c'ha più niente da perdere, Bisiol ha fatto il suo dovere e la sua squadra, quindi niente da dire. Applausi meritati per il San Donà. Il Porto ci ha creduto fino al quarto minuto di gioco del secondo tempo, perché stava esprimendo la spinta maggiore, giocando anche meglio, e poi Fortunato sul calcio di rigore ha sbloccato la partita. Da lì è terminato tutto. Quindi in avanti ancora, se fossi l'arbitro fermerei tutto, perché non ce n'è più. Attenzione ancora al taglio, Bene, blocca tutto, va a prendersi palla Granati che corre da una parte all'altra. Stanno solo aspettando, quelli del San Donà stanno solo aspettando il fischio finale, il triplice fischio finale, per festeggiare una vittoria importante che non era assodato, che non era semplice, perché un cambio ancora butta dentro tutti nella mischia. Io questi cambi, sì, esatto, veramente questi cambi li proibirei. Esce Fortunato per gli applausi del suo pubblico e se li merita tutti, niente da dire. Questo è un giocatore, ragazzi, che fa la differenza in una categoria come l'eccellenza. Questo giocatore fa la differenza in qualsiasi momento di gioco, c'è niente da dire. Entra il numero 17 al Porto di Fortunato, quindi entra Bisiol Achille, che non so se sia il figlio del mister o cosa, però insomma godiamocelo anche lui, mancano un paio di minuti e allora l'importante è non farsi male in questi ultimi minuti di gioco, quindi vada come vada, è finita ormai. Colpo di testa di Manente che dimostra di poter giocare anche in difesa, colpo di testa, bravo. Ha fatto anche bene Manente oggi, che ha salvato un paio di occasioni la sua porta, poi non poteva fare niente. Triplice fischio dell'arbitro e allora a Mansuet, il Porto Mansuet il San Donà batte il Porto Mansuet per 3-0 e guadagna 3 punti importantissimi che all'inizio della partita non erano assodati, non erano facili da fare, però San Donà che sale a quota 50, Godigese che ha vinto sale a quota 51, la lotta è lì, Calvinoale che non molla sale a quota 48, signori miei che bel campionato, Conegliano a 47, Porto Mansuet a 40 punti, questo la quadra. Vi abbiamo raccontato, insomma, adesso lo faremo durante la settimana, ci racconteremo e ci spiegheremo meglio alcune fasi di gioco che abbiamo visto e che abbiamo seguito. Complimenti al San Donà, ma complimenti anche al Porto Mansuet che fino a quando ha potuto è riuscito a rimanere in partita, poi non ha più visto quelli del San Donà. È tutto, linea definitivamente lo stadio.